Hola amigos, buonasera ragazzi e salve Wagyu. Vabbè, sto registrando questo video, qui sono le 9:35, 9:30 di sera, alle 21:30, orario brasiliano. E niente, che volevo dire ragazzi, sto tornando all'ospedale perché ieri è nato mio figlio, quindi questo è il secondo video che sto registrando. Uno l'ho registrato nell'ospedale, poi non lo so, a me è piaciuto tanto, ne faccio un altro tornando a casa, anche se è passato molto tempo dalla partita. Napoli che elimina il Perugia agli ottavi di Coppa Italia e procede il suo cammino per i quarti. E niente ragazzi, allora 2-0 il risultato, doppietta di Insigne che marca i suoi, mamma mia, sto parlando mezzo brasiliano, i suoi gol entrambi sui rigori, con 2 rigori. Il primo, a dire la verità, sì, c'è stata una spinta sullo Zana, però non ci sono chiare immagini, quindi non vi so dire se c'era, non c'era. Credo che ci fosse. Ok, quindi Napoli che passa in vantaggio. Poi c'è un altro rigore nettissimo, tocco di braccio del perugino per anticipare l'Oriente, un cross in aria, e Insigne sempre spiazza il portiere insaccando l'altro lato. Si è imparato a battere il rigore Insigne praticamente. Perugia che ha la possibilità di accorciare le distanze sempre sul rigore, a mio avviso inesistente, perché è un tocco di mano involontarissimo, però sì, anche se non è involontario, ma la velocità in cui il pallone gli va sul braccio dopo che ha urtato la punta del piede per fermare un cross, io penso che non era rigore, però contro non li danno, ma a favore mai questi tipi di rigori qua, e va bene. Ospina che si fa perdonare, para il rigore, si fa perdonare per la cazzata contro la Lazio, para il rigore, paga, no, non so se su una pavanna, però sta di fatto che para. Riprendiamo il video, c'è stato un problema tecnico. Allora, stavo dicendo, Ospina che para il rigore del Perugia e il risultato rimane sul 2-0. Poi ci sta un gol annullato a Zelinski su assist, passaggio filtrante di Fabian Ruiz, un bel gol in contropiede, fuorigioco millimetrico, il VAR annulla giustamente. Secondo tempo è stata una partita con qualche azione qua e là, ma il risultato finale resta il 2-0. Ragazzi, che vi devo dire? Un po' deluso, perché comunque sì, è vero, gli stimoli della Coppa Italia sono inferiori, ecco, ma la Coppa Italia è diventata uno degli obiettivi principali, si può dire, di quest'anno. Però vabbè. Che volevo anche dire? Che comunque il Perugia ha giocato bene, ha fatto la partita della vita, perché comunque per non essere eliminato contro il Napoli a San Paolo ha avuto le sue occasioni. Io mi aspettavo un risultato più rotondo, però ultimamente, visto come stiamo giocando, anche se c'è qualche miglioramento, ma cagate personali ci sono state che ci hanno condannato,
Va bene così. 2 gol, sono deluso solo perché i 2 gol l'abbiamo fatti sui rigore, quindi non si riesce proprio a segnare, ragazzi, non lo so. Evidentemente non lo so. C'è stato uno gol e si dice, l'hanno pure annullato giustamente, però ragazzi. Vabbè ragazzi, io sono felice, sono diventato papà da 2 giorni, quindi vi do il mio grido Forza Napoli sempre. Ci vediamo per il prossimo video contro la Fiorentina. Forza Napoli, fate i bravi, ciao 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 ciao.